Sono le 14:34. Va ora in onda Cultura Padana. Buona Benacchia, buona Padania a tutti, sono Andrea Rognoni. Oggi parliamo di Precotto, inteso come borgo che attualmente fa parte del Comune di Milano, ma è stato anche autonomo in passato, e in occasione dell'uscita di un libro sostanzioso che le edizioni Grafot ha prodotto già da qualche mese. Ferdinando Scala, noto storico, personaggio di Precotto, che tiene anche conferenze affollate e piacevoli. Il titolo: Precotto, Villa e il Regio Viale per Monza, storia, fatti e misfatti di un borgo antico. Precotto è davvero un posto particolare che si trova a metà strada fra Milano, la Milano reale, insomma quella da Piazzale Loreto in giù verso sud, tra quella zona e Sesto San Giovanni. Anticamente era un borgo dotato di una reale autonomia, che col passare del tempo poi ha dovuto cedere il passo, complice proprio la costruzione del Regio Viale per Monza nell'Ottocento, ha dovuto cedere il passo alla città, alla mega città. Ma appunto, a partire dal toponimo, che va subito spiegato, Precotto ha conservato tantissime cose molto interessanti. Prosegue tra l'altro appunto questa iniziativa, questa raccolta, oserei dire magica, della Grafot editrice, che è sempre gestita da Roberto Marelli, che si sta occupando per la casa editrice proprio di trovare gli estensori reali, scrittori, storici, saggisti, animatori della società milanese, che se la sentono proprio di portare avanti questo progetto, che è un progetto straordinario, anche per le belle copertine, devo dire, ma non solo. Sono tutti libri, quelli finora usciti relativi al Ticinese, all'Isola, sono tutti libri veramente gustosi, che si leggono tutto d'un fiato, perché riportano ai bei tempi andati da una parte, ma soprattutto ci fanno capire che Milano è fatta di tante Milano, di tante anime che si sono fuse assieme, e ancora ogni anima non è mai morta. Non è mai morta. Naturalmente aspettiamo questa produzione, all'interno di questa raccolta, aspettiamo quelle relative ai borghi, ai vari borghi o sobborghi, sia occidentali e orientali della città. Aspettiamo la zona relativa per esempio alla cosiddetta Brera e via dicendo. Ma intanto Ferdinando Scala ci regala questo Precotto, e ce lo regala attraverso una serie di riflessioni che sono di ottimo livello, devo dire, a partire appunto dal toponimo Precotto. Precotto intanto è una parola che in lingua italiana ha tanti significati. C'è una dimensione gastronomica che tutti conoscono, e che ha lietato, diciamo, le casalinghe negli ultimi 50 anni, per riuscire ad ovviare il fatto di presentare sulla tavola dei prodotti, dei piatti che siano comunque stimolanti, anche senza dover fare troppa fatica. Ma c'è anche un significato giornalistico di Precotto, che è quello del prestampato. In pratica si elabora una pagina, e spesso e volentieri è quella culturale o è quella relativa ad argomenti o situazioni che non sono di strettissima attualità, e la si prepara inserendola poi nel giorno dovuto, magari eventualmente soltanto modificandola se proprio in vie eccezionali, e si chiama Precotto. Ma qui Precotto sta per prato della cottura, prato della cottura. Intanto sull'ambivalenza Pra-Pre, ricorderete tutti Genova, che è città che insomma è sempre nel nostro cuore, come dicevamo anche venerdì scorso, e che rappresenta la Genova Janua, la porta della Padania. Ma lì c'è un borgo che si chiama Pra e un borgo che si chiama Pre, che potrebbe avere lo stesso significato di prato davanti al mare, un prato davanti al mare che poi naturalmente col passare del tempo ha assunto
connotazioni e caratteristiche diverse, appunto come la Pre, che si trova in centro a Genova ed è attualmente insomma un quartiere al tempo stesso fascinoso e degradato. Ma Precotto, appunto, Prato, il prato del cotto. Che senso cotto? Beh, le fornaci che cuocevano mattoni per costruire le case o per quant'altro. Questa tradizione antica delle fornaci, che partono appunto dai primi secoli dell'era moderna, sono arrivati praticamente quasi fino ad oggi. E siccome tutti sanno che è stata costruita a partire dagli anni 60, dal famoso 4 novembre del 64, data al tempo stesso mefistofelica e fortunata, la metropolitana, quella che insomma attualmente raggiunge Sesto, in futuro chissà, la metropolitana passa per Precotto e quindi ha dato la possibilità a questo borgo poi di essere ancora più coinnestato con la sostanza stessa della città. Ma fu la costruzione del Regio Viale, una costruzione voluta proprio per permettere ai milanesi, sicuramente i più abbienti e non i meno abbienti, anche se col passare del tempo le cose sono un po' cambiate, ebbene permettere ai milanesi di raggiungere il Monza, o più che altro il Regio Parco, appunto il parco di Monza, che già allora costituiva un polmone eccezionale anche per Milano. Questo viale, all'inizio, il viale che praticamente va da Piazzale Loreto e arriva a Sesto e lo supera, coinnestandosi attualmente con la superstrada per Lecco. Questo viale è un viale che all'inizio era alberato. Pensate un po', ci sono delle fotografie all'interno del volume, ripeto, Ferdinando Scala, Precotto Villa e Reggio Viale Percosso, di un'estrema bellezza, perché quando da primavera all'estate questi alberi fiorivano, riuscivano a formare un arco ponderoso e meraviglioso che forniva ombra per tantissimi chilometri, per quelli appunto che dovevano andare da Milano a Monza. Gli alberi poi sono stati sradicati purtroppo, e naturalmente sapete tutti, per chi ci abita, che Viale Monza è un viale sempre abbastanza interessante complessivamente, dotato di spartitraffico, non di facile percorribilità in alcune ore. Quindi per esempio sappiamo tutti che milanesi che vanno verso Monza o il nord e monzesi che vanno verso Milano preferiscono usare altre vie, però non ha più gli alberi, non ha più questi pioppi, non ha più altri alberi che c'erano, che erano straordinari, che costituivano proprio un arco di trionfo meraviglioso, al punto che per certi aspetti qualcuno parlava di una certa somiglianza con Parigi. Ma Precotto naturalmente ha una storia straordinaria che passa attraverso strutture abitative, cascine, tantissime cascine, quindi le fornaci le abbiamo detto, le cascine che sono abbastanza famose, le ville come Villa Erba per esempio, poi ancora tantissime altre costruzioni che avevano delle finalità daziarie, associative, o dei negozi che sono rimasti famosi e esistono ancora oggi, come la pasticceria e gelateria Motta. La famiglia Motta è una famiglia originaria di Groppello d'Adda, che ha avuto la fortuna con le sue ramificazioni di raggiungere la città di Milano e lì produrre ogni ben di Dio con tantissimi negozi. Uno dei suoi rappresentanti, che è stato anche premiato dall'allora sindaco Moratti, è Ferruccio Motta, che rilascia un'intervista all'interno del libro estremamente interessante proprio sui processi produttivi della pasticceria, e fa intendere appunto che negli anni d'oro, 50, 60, 70, 80, c'era la possibilità di servire da parte di questo negozio l'intera Milano Nord. Poi naturalmente sono nate tantissime altre attività di concorrenza che hanno obliterato in parte la fama, ma ancora per chi abita a Precotto il riferimento è quello, e ci sono naturalmente tantissimi altri negozi che sono tutti di estremo interesse. Ecco, questi libri, anche quelli precedenti sul Ticinese o sull'isola, sono
sono strutturati in una parte storica vera e propria, dove si arriva fino all'attualità, e naturalmente per Precotto si parlerà di tutti quei villaggi novecenteschi che sono sorti con l'intenzione o di accogliere operai anche provenienti dal sud o con altre finalità residenziali, ma più una parte poi dedicata invece ai personaggi, che sono tantissimi naturalmente anche per Precotto, e non vanno assolutamente dimenticati. Sono personaggi molto noti, che sono rimasti molto noti, da quelli religiosi dei vari parroci che ci sono succeduti per arrivare anche a personaggi invece che hanno fatto vita politica. Quindi i vari Don Luigi Cislaghi, Don Carlo Porro, Padre Alfredo Magni, Don Roberto Bigiogera, Monsignore Egidio Vergani lasciano il passo poi nella parte finale del libro agli Erbo Descalchi, al Francesco Barzaghi, a Giuseppe Clemente Peditti, e guarda un po' anche a Fausto Bertinotti, che non è nato e cresciuto, come qualcuno ritiene, in provincia di Novara, dove arriverà più tardi, ma è nato proprio qui a Precotto nel marzo del 40. E troviamo nel libro un'intervista, devo dire, spettacolare, di quelle che solo lui sa fare, è un'intervista di Roberto Marelli, è proprio all'onorevole Bertinotti, che cerca nella sua mente molto particolare di andare a raccogliere i ricordi della sua prima infanzia. E naturalmente la vicinanza di Sesto lo ispirava per le sue grandi battaglie a favore della classe operaia, ma ancora Enrico Magni, Annibale Ancona, Biagio Arata, Renzo Maraia, Felice Bianchi, Pasquale Grassi, Nino Di Salvatore, come sentite anche dei cognomi che vengono dal sud o dal centro, per l'immigrazione che vi dicevamo. Famiglie precottesi doc sono invece i Gavazzi, i Casiraghi, i Magni, i Villa, i Riva, famiglie d'oggi i Negruzzi. E quindi questa vita che pulsa, che è una vita assolutamente unica e inconfondibile nella sua specificità, viene appunto raccontata, registrata quasi minuto per minuto, ecco, tutta Precotto minuto per minuto, in modo tale che non vada poi buttato via quanto di sforzo a vari livelli, in varia forma, dal mondo del lavoro al mondo della cultura, all'agricoltura, fino all'arte, è stato costruito prima di tutto tra 8 e 900, che sono 2 secoli fondamentali, e ci sono delle fotografie che sono davvero straordinarie di quell'epoca, conservate probabilmente da archivi e raccoglitori, anche intesi come personaggi contattati da Ferdinando Scala o da Ferdinando Scala stesso, da quando lui, che era di origine friulana, era nato, pensate un po', a Marano Lagunare, dove si mangia pesce a go-go, e era arrivato a Milano negli anni 60 ed era poi stato precottese, acquisito con grande fortuna, finché appunto lo Scala è andato a dirigere la scuola di editoria, oggi è annoverato tra i migliori master dell'Università Cattolica. Precotto paradossalmente è un crocicchio, dove c'erano 2 case in croce, appunto, ma è un crocicchio perché da una parte si trova lungo l'asse Milano-Monza, dall'altra un altro, è attraversato da uno strano altro asse che va praticamente da Milano Nord Bresso fino a Crescenzago. L'arrivo della metropolitana e al tempo stesso il percorrimento della ferrovia storica ne fa uno dei punti di riferimento assoluti della zona nord, anche per la vicinanza con la Breda, la Pirelli, Falck, Magneti Marelli, laddove evidentemente, tipico di questa zona nord ambrosiana, l'antica tradizione agricola, che è una tradizione di brughiera poi modificata col passare del tempo, o di conservazione anche dei prosciutti e dei salami, si fonde poi con quella che è la dimensione proprio industriale, direi proto-industriale di fine 800 inizio 900, si pensi appunto alla Falck e alla Breda, per arrivare poi a un'industrializzazione più diffusa e minuta
degli anni 50, 60, 70, finché poi alla fine naturalmente questo quartiere ha dovuto fare i conti con la più recente immigrazione extracomunitaria e con tutta una serie di problematiche che vanno dall'archeologia industriale oramai, quindi dall'utilizzo di vecchi capannoni oramai dismessi, fino alla dimensione associativa in senso lato, come l'ex deposito della Croce Rossa, che è anche il centro per le terapie dell'autismo. Nella zona c'è anche un reparto distaccato del Gaetano Pini, dove io ho avuto, tra Precotto e Greco, ho avuto il pregio di farmi, come dire, insomma, curare da un fisiatra non vedente e un braccio rotto in terra di Spagna, di Castiglia, e peraltro poi tantissime altre realtà che adesso è anche difficile quantizzare proprio per la crescita tumultuosa che si è avuto negli ultimi 30-40 anni, che poi ha prodotto tante altre realtà minori e confuse. Chi arriva, lo dice francamente lo stesso Scala, ma lo si può vedere con i nostri occhi passandoci. Chi arriva oggi, magari da lontanissimo, a Precotto, non sa che dietro c'è una storia davvero straordinaria e che merita di essere conservata. Cioè lo sforzo che stanno facendo i responsabili delle edizioni Grafot, ma soprattutto il caro, grande, grandissimo, incommensurabile cantore di Milano Roberto Marelli, è quella proprio di riuscire a storicizzare quello che non è stato ancora storicizzato bene e a consegnarlo a delle nuove generazioni quando si torneranno a rendersi conto che la memoria, diciamo così, è una signora che ha bisogno di essere sempre riverita, altrimenti si incazza e mena, nel senso che produce danni se la memoria non viene coltivata. Questo vale per tutta la Padania, si intende, e questa trasmissione è ispirata a questo concetto. Se la nostra memoria non viene più coltivata, le nostre tradizioni, ma anche la storia minuta dei personaggi e quindi delle famiglie, ecco, non viene più conservata e divulgata, allora poi dopo capitano delle cose che lasciano sconcertati, perché poi nella realtà chi soffia sul fuoco e vuole un mondo evidentemente così pieno di persone che non sono mai originarie di un posto, ma arrivano lì da altri posti, in un via vai continuo che assomiglia più a un formicaio in evoluzione, in movimento, non fa i conti realmente con uno zoccolo duro che resiste a tutto, naturalmente, e resiste perfino a dei tentativi appunto di smemorizzazione e di distruzione delle radici stesse. A proposito, è uscito un libro di Maurizio Bettini, che è un filologo classico, un libro estremamente interessante che parla di radici e sul quale torneremo presto, perché naturalmente dateci il tempo di leggerlo. Radici, tradizione, identità, memoria. L'appello alle radici porta solo a confondere la memoria privata con quella collettiva, l'antropologia con la nostalgia, e peggio ancora la storia con la politica, quando si grida la difesa delle radici solo per guadagnare voti. Ecco, naturalmente questo libro è un libro complicato e delicato che merita un esame un pochino più sostanzioso di quello che insomma finora in questi pochi minuti ho fatto. Precotto, quindi Precotto, Villanova, si dice, ma perché Villanova? Non è Villanuova ma Villa dei Nova, un'altra famiglia che nella zona ha fatto tanto. Molte famiglie che arrivarono storicamente a Precotto erano Briantè, naturalmente, i Magni, qualcuno arrivò anche dalla zona dell'Adda, dalla fascia dell'Adda e via dicendo. Però bisogna sempre ricordare che in realtà questa via, la via su cui era situato Precotto prima della costruzione del Viale Reggio Parco di Monza, era poi indirizzata a Como, ad Erba e a Como. Non era una via che si incanalava lungo la Brianza orientale, ma era una via che poi riportava, come il tracciato stesso della ferrovia, verso appunto la zona della Brianza occidentale e poi del Comasco. Ecco perché appunto troviamo anche origini
l'Ariane di alcuni personaggi che poi sono andati a gravitare appunto nella stessa Precotto, tenuto conto appunto che la zona nell'epoca medievale era una zona pochissimo abitata per tantissimi motivi, e ancora ai tempi di Manzoni, è vero che Manzoni scriveva nell'800 sul 600, però alcune cose del 600 erano rimaste ancora almeno fino al 1850, e i Promessi Sposi sono del 40 come edizione definitiva, la quarantana, e quindi quando lui ci dice che da Monza si vedeva il campanile del Duomo, e dal campanile di Milano, e dal campanile del Duomo di Milano si vedeva il Duomo di Monza, non racconta delle balle, nonostante io l'abbia un po' vessato venerdì scorso alla trasmissione di Pinti, e ringrazio ancora dell'ospitalità, perché ho detto che è stato un ladro di idee e di forme, è vero, per la Ninetta del Verzé, però è stato sincero quando ha raccontato che per tantissimi secoli si poteva vedere ad occhio nudo i rispettivi campanili di Monza e Milano. Questo significa anche che tra Monza e Milano tutti i paesi, Precotto, Villa, Sesto, vera e propria, e ancora tra quelli che ci sono tra Sesto e Monza, in realtà o non esistevano o esistevano in forma così piccola e microscopica da non impedire appunto la vista effettiva diretta. Provate un po' adesso a lanciare uno sguardo anche soltanto dal Duomo di Milano verso nord, vedrete una selva confusa di condomini e di altre costruzioni che evidentemente impediscono di secernere un verdetto, ecco, da parte della nostra mente sicuro sull'esistenza di paesi e di quant'altro. Una grande bosco di case che evidentemente ha preso il posto di quello che una volta era un insieme di boschi reali, tanto che esiste una zona anche a Precotto chiamata il Boschetto, ed esistono delle immense dei giardini tuttora miracolosamente come Villa Panza, che insomma ancora conservano degli stralci di verde nonostante tutto, e così possono regalare o far pensare ancora di regalare ai milanesi che vengono dalla città vera e propria un brano di salute e di tranquillità. Bene, ci avviamo verso la conclusione della trasmissione. Io ricordo che il sito che potete andare a consultare è quello artenorreview.org, dove trovate veramente tutto quello che riguarda anche la cultura padana, e chi avesse ancora intenzioni di iscriversi alle nostre iniziative, sia il grande pranzo del 15 maggio in onore dei 25 anni di Arte Nord, sia la Sacra Russo, il viaggio in Russia di luglio, deve telefonare allo 02 40 09 0888. Ricordo anche, sulla scia della trasmissione di venerdì che vi dicevo, il mio ultimo libro è Geostoria della civiltà lombarda. È un grande excursus su tutta la Lombardia di come il mondo rurale e industriale poi ha saputo costruire la nostra meravigliosa regione, con la collaborazione di personaggi prestigiosi come Romano Bracalini. Geostoria numero 2 del 400 all'800, edizioni Mursia. Cercatelo nelle grandi librerie oppure attraverso il sito Mursia su internet. Naturalmente per qualsiasi altro riferimento e cosa potete poi contattarmi attraverso via mail, che sono stato cercato anche in questi giorni da qualcuno che voleva una mail ancora più privata di quella che c'è, ma qui non esistono le scatole cinesi per me, non ho niente da nascondere, e quindi naturalmente per esempio vi propongo Ogam, perché rimane il grande riferimento di ispirazione mitologica celtica. Ogam, Otranto Genova Ascoli Mantova, @fastwebnet.it, e lì chiedetemi o proponetemi qualsiasi cosa, io sarò pronto in qualche modo a rispondere e reagire agli stimoli. Fortunatamente quest'anno a giugno compio solo 60 anni, si fa per dire, l'ironia la coglierete anche senza troppa forzatura. Caro regista, com'è la situazione?
Ovviamente quindi auguri anticipati per il compleanno anche da parte nostra, e invece per quanto riguarda il tempo siamo al termine. Siamo davvero al termine e io poi vi rimando naturalmente alla trasmissione di sabato, che è più insomma dedicata all'universale che al particolare della Padania, e comunque naturalmente vi ricordo sempre anche il contatto diretto attraverso il mio telefonino, che è 333 3836 198, 333 3836 198. Grazie comunque ancora a tutti anche della collaborazione per il sito. Se sarà l'occasione apriremo altri siti su vostra volontà e ispirazione. Un grande abbraccio padano a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Cultura Padana. Allora, com'è? Buono!